Continuano gli sbarchi a Lampedusa per via del mare calmo. Sono 87 migranti che sono sbarcati tra la notte e l'alba di questo giorno a Lampedusa. Due barchini con a bordo 45 sei donne e persone originarie di Mali, Guinea, Senegal, Gambia e Camerun e 17 tunisini, tra cui 4 minori, sono stati bloccati dalle motovedette della Guardia di Finanza. Un gruppo di 25 persone, tra uomini e donne, sono stati invece intercettati dai carabinieri a Calamadonna. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove oggi c'erano 886 ospiti, tra cui 96 minori non accompagnati. Su disposizione della prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è in corso il trasferimento di 300 migranti al porto. Verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Già ieri sera erano 300, sono stati trasferiti allo stesso modo. Per il pomeriggio invece è programmato un volo aereo per Bergamo con 180 migranti.